perdono per i nostri peccati, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore. So che ami ognuno di noi, Signore, ti prendi cura di noi in ogni dettaglio, Signore. E quindi ti chiedo, Padre, che tu possa aprire i nostri occhi e che possa farci vedere i dettagli del tuo amore nelle nostre vite, Signore. Magari a volte ci aspettiamo dei grandi miracoli, delle grandi dimostrazioni d'amore, e in realtà tu ti dimostri e ti manifesti nei dettagli, Signore, che quindi noi possiamo essere sensibili alla tua presenza, sensibili al tuo agire e sensibili alle tue trasformazioni nelle nostre vite, Signore. Ti ringrazio per tutto, Signore. Ti chiedo di benedire la vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella che è qua questa sera, Padre. Benedicili, Signore, grandemente. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Amen. Questa sera abbiamo un ospite speciale, abbiamo con noi che ci accompagna, che ci porterà la nostra parola per il nostro culto, il pastore Alessandro Spano, si può venire anche qua davanti. Attualmente presidente dell'UCEC, è venuto a farci una cordialissima visita che apprezziamo da Roma, un bel viaggio, starà con noi questo fine settimana, che domani mattina al culto qua a Treviso. E credo di aver detto tutto. Allora, io voglio capire, se io parlo così è un problema per le riprese, vero? Sì. Quindi devo per forza stare da su. Posso andare un po'. No, perché devo stare a 4 metri, 5 metri è un po' difficile. Andiamo un po'. Si allunga un pochetto, no? Vabbè. Allora, intanto io vi chiedo sulle vostre Bibbie, sui cellulari, di prendere il testo sul quale voglio condividere con voi questa sera la mia riflessione. Allora, prendete il libro degli Atti, andiamo al capitolo 2 e leggiamo una storia che è nota, arcinota, che è la storia di Pentecoste. Allora, visto che è lunga, io chiederei a qualcuno di voi di leggerla e di farmi questo piacere. Potete leggerla anche in portoghese nel caso, ditemi voi, però mi fate un grande aiuto se qualcuno la legge al posto mio. Allora, volontarie, volontari? Allora, sì, Atti 2, iniziamo dal versetto 1. Allora, visto che dobbiamo arrivare fino al versetto 21 e quindi è molto lunga, possiamo fare anche così, che qualcuno incomincia a leggere, poi se si stufa qualcun altro continua. Allora, vai.
grazie. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni. Questa sera io voglio condividere con voi questa parola: i vostri giovani avranno visioni. Sono molto contento di essere qui in questo fine settimana, sono arrivato ieri sera, questa mattina ho passato una giornata splendida con il pastore Caio, con Riccardo, abbiamo fatto un bel giro in bicicletta e questa sera sono veramente contento di poter condividere con voi questo culto di lode e adorazione, e domani saremo insieme di nuovo per il culto. È la seconda volta che vengo qui a Treviso, credo la scorsa volta ci sono venuto più o meno 1 anno e mezzo fa, e mi farà piacere poterci vedere regolarmente, quindi per adesso ci sono riuscito, spero di riuscirci anche per i prossimi anni. E vi chiedo di avere adesso un tempo di preghiera per la predicazione che voglio condividere con voi. Signore e Dio, sì, spandi il tuo spirito su di noi, rimani su di noi con il tuo spirito. Signore, fa che ciò che condividerò sia frutto del tuo spirito, donaci un ascolto attento affinché le parole che sono state lette diventino per noi la tua parola per noi questa sera. E se qualcosa, Signore, ci divide da te, se c'è qualche cosa, Signore, nel nostro cuore che ci divide dal fratello e dalla sorella, bene, Signore, noi lo vogliamo riconoscere affinché tu possa liberarci interamente e fare di noi dei tuoi figliuoli. Te lo chiedo nel nome e per amore di Gesù. E allora vi invito a pensare all'ultima volta che una cosa andata male vi ha lasciato senza parole. Almeno a me capita, quindi posso immaginare che sia capitato o che capiti anche a voi. Quella situazione nella quale qualcosa è andato così storto, sono stato smentito, che rimango senza parole. Allora provate a pensarci, non vi chiedo di condividerlo, però vi chiedo di sentire nel vostro cuore, forse più ancora nella vostra pancia, che cosa è accaduto quella volta che sono stato smentito, tutto mi sembrava così confuso e contraddittorio che ero senza parole. Di fronte a qualcosa che mi ha fatto male, di fronte a qualcosa che non riesco a capire, ecco, rimango muto e non riesco a dire una parola chiara, addirittura a me capita di balbettare. Bene, gli apostoli, i discepoli, ma non solo loro, anche altri uomini e altre donne che erano chiusi in quella stanza, in quel giorno di Pentecoste, erano anche loro ammutoliti. Sì, si raccoglievano in preghiera, però erano senza parole, non riuscivano a parlare, cioè non riuscivano a parlare di Gesù. E allora che cosa accade in quel giorno speciale? Perché tutti erano andati a Gerusalemme per festeggiare il dono della parola di Dio, cioè della legge, della Torah. In quel giorno improvvisamente dal cielo si fa come un suono, come di vento impetuoso che soffia. Come ci è stato letto, appaiono delle lingue come di fuoco che si dividono e se ne posa ciascuna su ognuna di loro, su quegli uomini e quelle donne che stavano in quella casa dove erano raccolti in preghiera. Bene, questo vento impetuoso investe i discepoli e li spinge fuori. Li spingerà fuori quel giorno a Gerusalemme, ma in effetti li spingerà fuori verso i 4 angoli del mondo,
e noi siamo qui grazie al fatto che lo Spirito di Dio quel giorno spinse fuori da quella stanza quegli uomini e quelle donne che prima a Gerusalemme, poi a Samaria e poi ovunque nel mondo parlarono delle grandi cose che Dio ha fatto in Gesù. Ecco, quel giorno, quel fuoco scioglie la lingua di quegli uomini e quelle donne che altrimenti erano ammutoliti. Ecco, senza sapere come mai, quelle donne e quegli uomini incominciano a parlare in altre lingue. Ecco, ci hai letto l'elenco di tutte le persone che erano a Gerusalemme, qualcuno addirittura da Roma, che mi fa sorridere. Tra l'altro io ho questo accento un po' romano, però in effetti sono torinese, però diciamo sono un torinese che ha passato troppo tempo a Roma, quindi mi immedesimo in quella frase, c'erano pure qualcuno che veniva da Roma, no? E allora la folla era raccolta a Gerusalemme per la festa e si meraviglia perché quei Galilei, cioè persone semplici che venivano dal nord, parlano ciascuno nella lingua madre delle persone che sono lì a Gerusalemme e si meravigliano perché li ascoltano parlare nella propria lingua delle grandi cose che Dio ha fatto e parlano in modo tale che tutti possano capire. Alcuni sono perplessi, non tutti, altri, come ci è stato detto, svalutano ciò che accade e dicono sono tutti completamente ubriachi. Ma ecco che Pietro, invece di offendersi, invece di reagire in modo corrispondente, prende la parola e inizia a predicare. E che cosa dice Pietro? Dice: oggi si compie quello che il profeta Gioele ha detto tanti anni fa. Perché la profezia di Gioele spiega quello che oggi sta accadendo a Gerusalemme. In quel giorno, ripeto, molti erano a Gerusalemme per festeggiare sia il raccolto sia il dono della parola di Dio. Pentecoste è questa festa che ha questi due significati: la festa della riconoscenza, perché Dio ci ha elargito nuovamente la sua benignità dandoci da mangiare, ma soprattutto la festa perché Dio quel giorno nel deserto diede al popolo la sua legge, la sua parola, e fu una nuova liberazione. Dopo la liberazione dall'Egitto, ecco una nuova liberazione. Dio dona la sua parola. Ebbene, in quel giorno a Gerusalemme, dove c'erano tante persone che venivano da tanti paesi diversi, è come se il Signore liberasse nuovamente coloro che erano stati dispersi nei paesi stranieri. È come se Dio raccogliesse nuovamente in Giuda tutti quelli che erano stati dispersi ai quattro canti della terra e soprattutto dona una nuova parola di salvezza. Quel giorno i discepoli e le discepole che erano rimaste chiuse in una casa sperimentano che era vero ciò che aveva detto Gesù. Vi ricordate, Gesù ha detto proprio all'inizio del libro degli Atti: Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, è al capitolo 1, al versetto 5. Ecco, in quel giorno quegli uomini e quelle donne sperimentano che è proprio così, Gesù ha ragione, sta accadendo proprio questo. In quel giorno a Pentecoste quegli uomini e quelle donne sperimentano che è vero ciò che Gesù ha detto: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni appunto in Gerusalemme e poi in tutta la Giudea e in Samaria fino all'estremità della terra. Non lo sanno ancora, ma andrà proprio così. Intanto quel giorno quegli uomini e quelle donne sentono la potenza dello Spirito Santo scendere su di loro ed è per questo che escono dalla stanza e parlano a Gerusalemme delle grandi cose che Dio ha fatto. L'Apostolo Pietro predica e cita il profeta Gioele. E allora io
voglio chiedervi un po' di pazienza, perché voglio raccontarvi che cosa predicava il profeta Gioele quando pronuncia quelle parole che adesso Pietro cita e usa nella sua predicazione. Allora, il profeta Gioele chiamava il popolo al pentimento dopo che il popolo di Israele aveva subito un'invasione di locuste che era stata una devastazione pazzesca, aveva devastato le vigne, fatto a pezzi i fichi, distrutto il grano, mandato perso l'olio. La terra era completamente desolata. Tuttavia, dice il profeta Gioele, il Signore promette di avere misericordia e di ripristinare la terra nella sua prosperità. E allora fermiamoci un attimo, che cosa sta predicando il profeta Gioele? Sta dicendo che oltre la desolazione Dio interviene a favore del suo popolo e sparge il suo spirito su ogni persona. E allora che cosa significa? Che oggi c'è lo scoraggiamento, perché vediamo la terra devastata e desolata, ma domani c'è la fiducia. Oggi c'è poco, domani invece ci sarà tanto. Oggi c'è la debolezza che dipende dal fatto che non c'è nulla, domani invece viene la potenza che viene dallo Spirito che Dio spargerà su ogni persona, sugli uomini e sulle donne, sugli uomini liberi e sugli uomini schiavi, sui giovani e sui vecchi. Nessuno è escluso da questa promessa. Secondo il profeta Gioele, attenzione, il dono dello Spirito Santo è l'evento che precede il giorno del giudizio. Per coloro che invocano il nome del Signore vi è la possibilità di essere liberati da Dio. Bene, Pietro annuncia che sta accadendo proprio questo. Dio dona il suo spirito, lo spirito di cui ha parlato il profeta Gioele. Dunque stanno avvenendo gli ultimi giorni, quando Dio dona la salvezza a quanti invocano il suo nome nel nome di Gesù. E allora sono iniziati gli ultimi giorni, perché Dio equipaggia i suoi con il dono del suo spirito per continuare la missione, prima a Gerusalemme, dal cortile esterno del Tempio, fino all'estremità della terra. Vengono gli ultimi giorni, perché Dio equipaggia i suoi del suo spirito. Il profeta Gioele aveva offerto al popolo una via di fuga dal giudizio e anche Pietro predica un giudizio, ma di tutt'altra forma. Un giudizio che Gesù ha preso su di sé, come abbiamo cantato, sulla croce. Un giudizio di tutt'altra forma, perché adesso è Gesù a prendere su di sé il giudizio. Sulla croce Gesù ha liberato me, ha liberato te, ha liberato ogni uomo ed ogni donna dal giudizio che era pronunciato a causa del peccato. Eccola la via di fuga, eccola la via di fuga dal giudizio, invocare il nome di Gesù, perché sulla croce Gesù ha preso su di sé il giudizio a causa del nostro peccato. Ecco allora che la salvezza che secondo il profeta Gioele avveniva invocando il nome di Dio, il Signore di Israele, è nel nome di Gesù una salvezza offerta a tutti e a tutte, perché il Signore di Israele, per opera e nel nome di Gesù, è il Padre misericordioso di ogni uomo e di ogni donna, ed è una salvezza offerta a tutti, soprattutto a chi ritiene di non essere degno di quella salvezza, di essere escluso da quella salvezza. Dunque anche noi siamo negli ultimi tempi. Sì, questi sono gli ultimi tempi. Sono gli ultimi tempi del perdono di Dio. E non importa quanto lunghi siano questo
questi tempi, perché quello che conta è che questo tempo, questi tempi, è il tempo dello Spirito Santo. È il tempo nel quale anche noi riceviamo lo Spirito Santo, siamo rafforzati dallo Spirito Santo e riceviamo parole per dire agli uomini e alle donne del nostro tempo, ai ragazzi, ai giovani, che noi conosciamo le grandi cose che Dio ha fatto in Gesù. E allora ci sono due cose sulle quali voglio soffermarmi. La prima è questa. Il primo miracolo di Pentecoste è un miracolo che chiamo della comunicazione. Chi erano i protagonisti della Pentecoste a Gerusalemme? Non erano persone importanti, non erano persone istruite, non erano persone ricche, ma sono appunto dei Galilei, gente che viene dal nord, la parte più povera di Israele, dei provinciali, addirittura delle persone di dubbia ascendenza. E poi chi sono di nuovo i protagonisti di Pentecoste? Tutti quelli che stanno nel cortile esterno del Tempio, cioè quella vastissima e coloratissima gamma di uomini e donne, di ebrei della diaspora, persone che parlavano tante lingue, sradicati, con un'identità certamente contaminata dai tanti anni passati all'estero. E ancora c'erano uomini che si avvicinavano alla fede del Dio di Israele, persone però che si portano dentro la coscienza di non essere in tutto e per tutto dei figli di Abramo. Chi sono i protagonisti di Pentecoste? Sono questa gente varia, un po' raccogliticcia, la protagonista di Pentecoste. E dove avviene Pentecoste? Non avviene nel luogo santissimo e non avviene neanche nel luogo interno, nel cortile interno del Tempio, ma nel luogo esterno, non un luogo separato dal mondo, bensì il luogo dove si raccoglieva la gente più semplice. Lì opera lo Spirito di Dio, lì la parola di Dio si rende intellegibile, lì la parola di Dio viene capita, tutti la capiscono. Chi sono i protagonisti di Pentecoste? Uomini e donne semplici, persone che hanno avuto una vita molto diversa tra di loro, e lo Spirito scende in un luogo aperto dove le persone possono raccogliersi. Lo Spirito di Dio è donato e i discepoli parlano affinché tutti possano capire che cosa è accaduto in Gesù, affinché tutti possano ascoltare, affinché nessuno possa dire non ho capito, affinché nessuno possa dire Gesù per me è un estraneo, una persona che non ha a che fare con la mia vita. No, perché ti è stato detto e ti è stato annunciato nella tua lingua, nel modo in cui tu puoi capire. Ecco, lo Spirito agisce così affinché nessuno possa più dire io Gesù non lo conosco, per me Gesù è un estraneo, per me Gesù è una persona con la quale non voglio avere a che fare. E allora riparto dalla prima cosa che vi ho detto. Proprio quando ci sentiamo ammutoliti, proprio quando ci sentiamo senza parole, noi nel nome di Gesù invochiamo lo Spirito di Dio affinché lo Spirito di Dio ci rialzi, ci dia nuove forze, ci dia voglia di fare e soprattutto ci faccia uscire per parlare delle grandi cose che Dio fa in Gesù. Il profeta Gioele, e Pietro lo ripete, dice i giovani avranno visioni. I giovani avranno visioni. Non è facile in questo tempo, in questo paese, avere visioni, soprattutto se si è giovane. Forse voi lo sapete meglio di me, quindi è inutile che io vi annoio con i miei esempi. E tuttavia, la buona notizia che ci viene rivolta questa sera è che lo Spirito di Dio vi dona
visioni, vi dona visioni. E allora la mia preghiera è che il Signore con il suo Spirito scenda su di voi, su ognuno ed ognuna di voi, e vi dia visioni. E allora voglio condividere con voi queste due domande che vi chiedo poi di condividere nei piccoli gruppi. La prima domanda è questa, sono due domande simili, quindi si potrebbe dire che è una domanda in due, oppure due domande, scegliete voi. La prima domanda che vi rivolgo è questa: qual è la visione del vostro futuro che vi appassiona? Lo ripeto, Qual è la visione, o potreste dire qual è l'immagine di voi stessi che vi appassiona? Cioè, che cosa vi voglio domandare? Provate ad immaginarvi tra 10 anni, ok? Quindi fate i calcoli, quanti anni avrò tra 10 anni? Bene, provate ad immaginarvi tra 10 anni e voglio chiedervi qual è l'immagine che avete di voi tra 10 anni che vi fa dire ce la voglio fare, voglio essere lì, ce la voglio mettere tutta per arrivare lì, come io mi vedo adesso tra 10 anni. È chiaro? Quindi la prima domanda più generale è: qual è l'immagine, qual è la visione del futuro che mi appassiona? La seconda domanda, ma sostanzialmente una, è un po' più particolareggiata: qual è l'immagine che io ho di me tra 10 anni che mi fa dire ce la voglio fare, voglio stare lì? Bene, Pentecoste è questo, è il giorno quando lo Spirito Santo scende sui discepoli per far sì che i giovani possano avere visioni. Io penso che la situazione che noi stiamo vivendo nel mondo e anche in Italia non ci rende migliori, anzi ci può rendere persone più cattive, ci può rendere persone più egoiste, ci può rendere persone più arroganti, e di fronte a tutto questo noi potremmo ammutolirci, ma noi vogliamo confidare di essere negli ultimi giorni, nel tempo dello Spirito, perché invocando il nome del Signore, e io ne sono certo, lo Spirito di Dio scenderà su di noi e ci darà modo di uscire da noi stessi e parlare di Gesù, cioè delle grandi cose che Dio fa per noi, e avere grandi visioni. Amen. Ringraziamo il pastor Alessandro per la sua parola. Invito il gruppo Tilode, vi invito anche ad alzarvi in piedi per dare un'ultima canzone, per così portare verso la conclusione del nostro culto.
Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sei già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sei già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi Solo tu conosci il mio cuore, solo te la mia adorazione, solo tu conosci il mio Signore Padre, ti ringrazio per la parola che è stata data questa sera, Signore, che possa davvero il tuo Spirito riempire i nostri cuori, le nostre vite, Signore, che possa trasformarci, che tu possa usarci, Signore, per la tua opera e davvero, Signore, che noi possiamo compiere su questa terra il proposito per il quale ci hai creati, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi? Vi rubo soltanto qualche momentino per i nostri annunci che non credo ce ne dovrebbero essere di significativi, non che io abbia memoria. No, ok, perfetto. Perciò rinvito di nuovo su Pastor Alessandro Spanu che possa farci questo invito. Allora, vi dicevo, io oggi sono stato in bicicletta con Caio perché secondo me una delle cose che dobbiamo fare tra cristiani è diventare amici. D'altra parte Gesù lo dice, io vi chiamo amici. Allora, che cos'è che voglio proporvi? Voglio proporvi di fare un gruppo
che partecipi a questo campo che si tiene vicino Roma, in un luogo che si chiama Rocca di Papa, dove c'è un nostro centro, anche vostro, che è molto bello perché sta appunto nel parco regionale dei Castelli e che è rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni, 16-23 agosto. È un'esperienza bellissima. È un campo piccolo perché è un campo che ospita al massimo 25 persone, quindi che cosa significa? Che alla fine del campo tutte e tutti si conoscono, quindi non c'è proprio possibilità di rimanere esclusi, ed è un campo molto bello perché è un campo dove si riflette spiritualmente, dove c'è un tempo dedicato alla lode, esattamente come abbiamo fatto oggi, ma è un campo nel quale anche si fanno delle attività ludiche, sportive. È un campo per diventare amici. Allora, visto che il mio compito è proprio questo, cioè quello di girare le chiese, perché le chiese possano diventare delle comunità di amici, io vi chiedo appunto di pensarci su. Ho mandato a Samuel la locandina, lui ce l'ha, mi farebbe molto piacere se pensando alla vostra estate voi poteste dire ci voglio provare. Vi ringrazio ancora per il tempo che mi avete dato. Prego. Bene, poi abbiamo i nostri piccoli gruppi di stasera, perciò i maschietti possono seguirmi. Ho finito, vero, gli annunci, non c'è nient'altro. Campeggio, passato, posto, non c'era nient'altro che dovevo dire. Ah, eccolo là. Abbiamo il baby shower il 13, sabato prossimo, ok, alle ore 3. Avremo ben 4 mamme, ok, che festeggeranno insieme questo giorno così speciale. Credo che siano le mamme di 2 femminucce e di 2 maschietti, credo, ad occhio. Non mi ricordo, di sicuro c'è una femminuccia, quello lo so, figlia di Nayara, perciò invito cortesemente a tutti i partecipanti a portare un pacco di pannolini per aiutare queste neomamme, future neomamme, ok? E una pietanza dolce o salata potete rivolgervi alle responsabili per capire quale delle due portare, in modo tale che non tutti portino solo roba salata o solo roba dolce, per poter passare insieme questo momento alle 3 del pomeriggio di sabato 13, che è questo sabato che verrà. Dopodiché, qui, la Gamove, come al solito, alle 6:30. Credo di aver detto tutto? Sì? Nient'altro? Ottimo, perfetto. Perciò ci divideremo in piccoli gruppi, maschietti possono seguire me, le femminucce possono seguire Larissa, su quella manina. Ecco, conoscete tutti tranquillamente Larissa. E questo. Possiamo concludere con una preghiera? Sì, possiamo alzarci in piedi e pregare insieme per così concludere il nostro culto, ma non la nostra serata insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questo momento che possiamo avere tutti quanti insieme di lode, di adorazione a te, di studio della parola, e ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire adesso questo momento di comunione che avremo insieme, le nostre cene, i nostri ritorni a casa. Tutto questo ti chiediamo, Padre, sempre appellandoci alla tua infinita misericordia e bontà, nel nome del tuo amato Figlio Gesù. Amen. Ciao, ci vediamo ai nostri piccoli gruppi.